Allora, ritornando un po' a noi, il settore anche energia è interessante, non si riesce in qualche modo a trovare un sistema conveniente per tutti a breve periodo per trasformare in reddito, in energia e quindi utilizzare questo riciclo delle materie, degli scarti delle aziende, che sono tantissimi tra l'altro? In termini di materia energetica... con finanziamenti, con qualcosa, quello che diceva di cui siamo carenti, no? Anche il Presidente. Noi siamo convinti che prima ancora di intervenire sui rifiuti bisogna intervenire, come dicevo prima, sui processi. Quindi cambiare i processi di produzione, sì, sostanzialmente. migliorarli lì... quantomeno. No, ma secondo Industria me 4.0 l'industria 4.0 ha aiutato molto da questo punto di vista. Sì. Ovviamente è chiaro che un imprenditore guarda i costi energetici, ma guarda anche i costi della produzione, cioè se tu acquisti un macchinario nuovo, un'attrezzatura nuova che esatto, ti aumenta i pezzi, per capirsi, allora lo fai volentieri l'investimento. Poi devi ammortizzarlo in un certo periodo di tempo. C'è il tema anche dell'obsolescenza dei macchinari, eccetera. Per quanto riguarda invece il tema dei rifiuti, torna a bomba un problema di cui però in questo paese si fa anche fatica un po' a parlarne, no? Far sì che questi rifiuti producano energia, cioè tutto quello che puoi riutilizzarlo e renderlo materia prima di nuovo. Energia pure pulita, non energia. No, parliamo sempre di energia pulita. Esatto. Teniamo conto che c'è una sensibilità. Noi ad esempio con il nostro consorzio energia per le famiglie acquistiamo solo energia pulita. Costa un po' di più, tutte le nostre famiglie, energia verde. Noi abbiamo fatto un accordo con il nostro fornitore e quindi abbiamo le nostre 15.000 famiglie che hanno aderito a questo accordo che ricevono dal nostro fornitore appunto energia derivante da fonti rinnovabili. Attenzione, fonti rinnovabili possono essere quelli delle acque, dalle dighe, eccetera, cose del genere, non necessariamente solo fotovoltaico, vento, eccetera. Ovviamente qui parliamo, nel caso dei rifiuti, di che strada vogliamo far percorrere a questi rifiuti. Quando citava il caso della Germania, è un caso dove vengono utilizzati per produrre energia una buona fetta di questi rifiuti. Allora, noi riteniamo che tutto ciò che è riutilizzabile per renderlo nuovamente come materia prima vada di nuovo a essere utilizzato come materia prima. Vetro, lattine, acciaio, plastica, legno e quant'altro. Tutto ciò che ha un potere calorifico che dà una resa probabilmente ci serve per produrre energia. Ovviamente bisogna che gli impianti siano come Dio comanda, non dobbiamo riempirci di impianti, non ce n'è assolutamente bisogno, perché sennò rischiamo di fare cattedrali nel deserto e via. Devo anche dire onestamente che se guardiamo la nostra regione arriviamo a livelli di raccolta differenziata tale che rimane ben poco da eliminare e da bruciare. Quindi hanno avuto veramente ragione gli ambientalisti della prima ora che ci hanno convinto con grande fatica negli anni, anche il sistema imprenditoriale, a dire impegniamoci ad avviare il recupero. Quindi dal punto di vista imprenditoriale comunque i temi energetici sono basati veramente come risparmiare energia, produrre meno energia, far funzionare di più le macchine e come risparmiare energia con i consumi del capannone, per essere chiaro. Questi sono i temi su cui noi ci concentriamo. Tutti gli altri oggettivamente sì, possiamo dire che ci sono tante belle cose, ma sono al di fuori delle cose oggettivamente praticabili. Ci sono degli esempi che vale la pena di prendere, però di fatto se interroghiamo un imprenditore ti dice io voglio spendere meno di energia, possibilmente produrla pulita, avere possibilità di dirlo che produco pulito. Sì, perché questo fa un'ottima impressione. E poi ovviamente spendere meno, ecco. È un percorso che abbiamo cominciato e via. Volevo solo fare una precisazione. Ovviamente noi operiamo su due livelli come Confartigianato. Abbiamo il tema della promozione di tutto ciò che è pulito, chiamiamolo così, questo è il tema dell'economia circolare in generale, che a noi sta a cuore perché oltre a migliorare le nostre aziende, però diceva prima il Presidente, delle straordinarie opportunità di mercato per le aziende che lo applicano, purtroppo ancora molto poche. Dall'altra parte per noi rimane il grande tema, ritorno a bomba nella fase iniziale, il grande tema che dobbiamo facilitare il lavoro di questi imprenditori. Faccio quello che volevo ritornare anche non col Presidente. voglio citare su certi casi, ma forse il Presidente ne può raccontare qualcuno. Infatti Presidente, due parole che siamo in chiusura, facili perché è bellissimo parlarne, però poi l'imprenditore è molto pratico e pragmatico, no? Si può fare realisticamente, facilitando, alla luce anche del fatto che adesso molti devono anche convertirsi a Industria 4.0 anche nel settore artigiano.
Beh, il settore Quindi attuare quello che diceva il settore artigiano ha preso a piene mani le opportunità dell'industria 4.0. Poi volevo raccogliere anche il grido di dolore di quell'SMS che è arrivato prima, che diceva: ma perché devo fare l'imprenditore quando il 70% sì, se ne va in tasse? Bene, noi stiamo facendo una lotta con il governo sulla semplificazione, che già quella sarebbe una grande fonte di risparmio, andrebbe ad abbattere quel 70%. E stiamo lavorando in maniera importante, non demordiamo, anche se i segnali su alcune leggi che sono state emanate recentemente non vanno proprio nel verso dell'incentivo verso l'imprenditore, ma non demordiamo, anzi più diventa difficile, più ci sarà un accanimento da parte nostra nel difendere gli imprenditori rispetto a questo costo che ha ragione chi ha mandato con l'SMS il 70%. E facciamo questo anche andando a creare questi nuovi filoni, che hanno anche un altro aspetto che forse non abbiamo toccato e che è l'ultimo e che in chiusura vorrei toccare, e che diventa anche un elemento di marketing, perché c'è una cresciuta sensibilità da parte anche dei consumatori rispetto al green, rispetto a tutto ciò che è ecologico, rispetto a tutto ciò che ha a che fare con il risparmio dell'ambiente. E questo diventa elemento di marketing. Mi raccontano gli imprenditori che operano nel settore del tessile e abbigliamento che dopo il fatto dei campionati di calcio, dove c'erano quei palloni che erano cuciti da bambini di 7 anni, è accresciuta moltissimo la sensibilità rispetto a questi temi, e hanno fatto sì che il fatto che uno dica sono certificato ISO 14.000 diventa un elemento di scelta di quell'imprenditore, di quell'impresa nell'andare poi a commissionare. Su questo bisogna riflettere Per assolutamente. cui è una filosofia e una cultura che sta crescendo e che è una cosa assolutamente positiva, sia da un punto di vista dell'ambiente sia dal punto di vista del business. Perfetto, di questo ce ne sarebbe tantissimo da parlare, magari faremo anche un altro approfondimento, anche magari in prima serata con voi e altri esperti. E intanto io vi auguro buon lavoro, senza dubbio ne avete bisogno, c'è tanto da fare, i progetti sono a lungo periodo. A voi grazie di averci seguito e naturalmente ci vediamo domani, grazie. Grazie. Buongiorno a tutti. Grazie a voi, buongiorno.